ya arrivas. Andiamo a vedere se c'è ancora zio Plinio. Che bel sole. Con uno dei miei gatti. Vai zio Plinio. Ciao zio Plinio. Ciao Plinio. Ciao. Ciao zio Plinio. Plinio. Vieni Plinio. Ciao Plinio. Oh, che bello zio Plinio. Hai visto che bello il mio gatto? Ciao. Si tratta bene, guarda dove sta facendo il riposino, nella piscina. Nella piscina. Vieni Plinio. E quanto sono? Aspetta. Di qua, va bene? Sì, vuole coccoline di qua. Vieni Plinio. Metto le coccoline di qua. Vedi che va via anche lui, perché l'alito che puzza, ti puzza l'alito cane. Hai fatto vedere la tua pallina a Plinio. Fagli vedere la pallina. Ti abbiamo disturbato il pisolino. Stai prendendo il sole. Vabbè, ascolta Plinio, io mi fermo qua. Se vuoi venire, vieni qua. Forse voleva farci vedere tutta la piscina. Ma proprio in bocca così al cane eviterei. Lo so che tu vuoi fare il saltino perché eri abituato con i miei cani. Oh, che bello, zio Plinio. È bello il mio gatto. No, Plinio, e non è come la Morgana. Non vorrei mai che tu finissi come menù di Pasquetta. Metti dritta la zampa qua. Metti dritta la zampa tu. Non volevi neanche andare a fare il giro tu. Neanche il giro non volevi fare. Eh sì, questo è il puzzo dell'Amy. Un puzzo di Amy. Andiamo, sì, ti serve, vieni a casa con noi, era abituato che veniva a fare la passeggiata con il mio cagnolina. Tu fossi buona con lui, che lui è buonissimo. Vedi che ti segue. Sei contenta? Guarda. Fagli vedere la pallina, Amy, dai. Hai visto Plin che è la pallina nuova, l'Amy? Ecco, bravo. Visto che è tornato in piscina a dormire. Andiamo a fare una pipì noi, dai. Vedi, lui è magro, passa dentro là, va in piscina. Ma ascolta un attimo, guarda là, quanto sei felice con tutti i gatti che ti presento. Quanti gatti ti presento? Però non me li devi mangiare, solo guardare. Guarda che torna. Prendi la pallina, andiamo dai. La pallina, lasci là, dov'è la pallina, Amy? Pallina, andiamo. Dai, vamos. Vuoi andare anche tu in piscina? Non hai il costume. Il regolamento dice cani solo con costume. Eccolo qui. Poi dormiva abbracciato al mio cane. E gli manca tanto il mio cane. La mia Annina, la mia Morgana, gli manca tanto. Amy. Andiamo? Mi hai fatto vedere che bella la tua pallina. Fai vedere. Guarda che bella. Guarda che bella. Fai vedere anche che non hai lavato i denti. Fatto vedere? E le orecchie? Fatto vedere che le orecchie zozze anche quelle. Le hai lavate? No, il gatto anche no. È bello? È un bel gatto? No, prendi la pallina. Dai, andiamo pallina? Andiamo, guarda la pallina. Guarda la pallina. La pallina. Pauk. La pallina. Racconta Amy. Su. Amy racconta.
Spero di aver registrato. Beh, è stata veramente a 10 centimetri dal gatto, con la pallina in bocca, fissa a guardarlo. Non vomitare, fidanzato. No. Cioè, ti metti in ginocchio al cesso, ma neanche in ginocchio a me. Non si ginocchio a me, però al cesso sì, eh? Praticamente è stata a guardarsi il gatto è uscito, voleva annusarla, è arrivato per dietro, ma proprio come faceva con la mia, il mio gatto, giustamente abituato a dormire col cane. E lei è stata buona un pezzo, poi quando ho perso la pallina, avevo mangiato il gatto. Finché aveva... Vero? Cosa abbiamo visto? Zio Plinio. Oh, Italia, praticamente nel telefono, nello Xiaomi, c'è un'app che si chiama Salute, no? E in quest'app tu puoi decidere l'orario in cui essere disturbato o no dalle notifiche dei programmi, praticamente ti disattiva proprio anche l'utilizzo dei programmi, ok, in quella determinata fascia di orario, oppure puoi addirittura aggiungere come opzione oppure avere come opzione separata il fatto di mettere un timer alle varie applicazioni. Quindi per cui io ho messo tipo 10 minuti a Facebook, un quarto d'ora a YouTube Creators, che è l'app per gli youtuber per vedere i commenti, rispondere ai commenti, eccetera eccetera, e cacchio quanto tempo in più ho nella giornata, incredibile, cioè si è quadruplicata la giornata, porca miseria. Quindi anche te prova un attimo a staccarti dal Facebook e vedrai, anche perché io dicevo sempre, no, vediamo se riesco a trasmetterti questa mia considerazione, no? Questa mia idea dei social network e dell'utilizzo in generale del telefonino. Allora, io dicevo sempre, hai presente quando vai in montagna, no? Che sai che hai quei ricordi della montagna, che ti senti un po' fuori dal mondo, no? Ti senti in un posto bellissimo, ti senti quasi in un'altra dimensione, ok? Però se tu ci hai fatto caso, quando arrivi in quella montagna, no? In quel posto di natura paradisiaco, eccetera eccetera, non ti senti proprio subito così, ok? Ci vuole un periodo di adattamento, più o meno mezz'ora, vabbè, è soggettivo, però circa una mezz'oretta. Dopo mezz'oretta tu entri mentalmente proprio dentro a quel contesto, sei parte di quel contesto e lì inizi veramente a goderti, a viverti il momento, no? Cosa succede? Lasciando perdere i posti paradisiaci che sono stati utilizzati solo per fare l'esempio, c'è anche la vita normale, insomma, no? La percezione della tua vita, delle giornate, delle cose che stai facendo, no? Se tu durante la tua giornata vieni interrotto, no? Continuamente da questo telefonino che ti porta comunque in un'altra dimensione, cioè non stai più guardando la realtà, tutto ciò che ti circonda, ma entri in un monitor che mentalmente ti porta proprio in un'altra dimensione, hai capito? Nulla di metafisico, ti porta in un'altra dimensione nel senso che non stai più guardando tutto quello che c'è attorno a te, ascoltando quello che c'è attorno a te, quindi non sei più nella realtà, ma sei in tutt'altro mondo, in questo caso virtuale, ma è comunque in un tutt'altro mondo, no? È come se venissi teletrasportato di continuo dalla montagna al mare, alla città, eccetera, eccetera, cioè difficilmente riesci a entrare, no, bene in questa montagna, in questo mare o anche in questa città. Purtroppo sti telefonini da una parte sono ultra utili, a volte per carità anche interessanti, possono essere anche strumento di svago, no? Però qual è il problema principale dei telefonini? Che sono tascabili. Essendo tascabile il telefonino, tu ce l'hai sempre dietro e avendocelo sempre dietro sei infinitamente più tentato ad utilizzarlo. Tra l'altro il telefonino è anche sempre acceso, quindi praticamente spegni solo il display, no? Cioè fai clic e tac, è già pronto. Diverso è tipo un computer, che allora tu devi andare nella stanza dove c'è il computer, devi accenderlo, aspettare che parta e tutto quanto, hai capito? È ben diversa la storia, è ben diversa. Purtroppo questi telefonini infatti ti rubano infiniti attimi, ok? Per quanto tu puoi utilizzarlo per 10 secondi, un minuto, 10 minuti, 4 secondi, comunque tutto questo tempo è dilazionato nell'intero arco della giornata, ok? Io dicevo sempre, se tu noti Singano è un po' come Seneca, è quasi un predicar bene e razzolar male, o meglio, è un essere consapevoli dei nostri errori e dei nostri comportamenti. Questo perché anche Singano diceva sempre è 1000 volte meglio star
2 ore, 3 ore davanti al computer e dopo basta, cioè dopo ti vivi la vita. Col telefonino magari stai 2 ore e mezza, quindi meno di quanto saresti stato nel computer, però queste 2 ore e mezza sono dilazionate per tutta la giornata, quindi alla fine non è proprio che ci passi 2 ore e mezza, hai capito? È quasi come ci passassi 12 ore davanti a sto telefonino, perché è 12 ore che tu sei distratto e sei su sta roba qua. E io sono così, perché sai, io strappassionato di informatica fin da piccolino, proprio vedere sta robetta piccola, colorata, che ti permette di ascoltare la musica, di guardare i video, di leggere il giornale, di cercare informazioni, di tradurre le lingue, di parlare con i tuoi amici, di scrivere stronzate su Facebook e leggere stronzate su Facebook. È una calamita. E quindi sta app qua integrata della Xiaomi, ma secondo me ne trovi tantissime anche negli store, cioè io questa l'ho usata perché l'ho trovata già dentro, ma se tu provi un'app che ti dà un timer alle applicazioni, prova a vedere come ti cambia le giornate, veramente, soprattutto adesso che siamo qua in quarantena per coronavirus. Puoi immaginare quanto tempo che mi è saltato fuori. Ho pulito tutto il camper, ho rimesso a nuovo il serbatoio dell'acqua, ho pulito i tubi, ho tolto via tutti i peletti, il disastro, ho rimesso il bagno a nuovo perché tenevo la scopa dentro il bagno e quindi era piena di peli e polvere, tutto quanto. Ho rimesso il camper a nuovo e dopo aver rimesso il camper a nuovo, cioè praticamente adesso mi trovo che c'è ancora chiaro e tra virgolette non so cosa fare, cioè per carità vado a trovarla Alessia, quindi hai capito, vivo un po' la vita reale. Se così non fosse stato, io mi sarei liberato per entrare nella vita reale fra 4 ore, 5 ore, anzi sarei ancora avanti col telefonino. Infatti Alessia mi si grida sempre, mi dice metti via quel telefonino là, mamma mia. Cioè tipo anche i commenti sul canale YouTube. Allora è vero, per carità, che rispondo raramente, questo per questioni di tempo, perché ogni video ci sono tantissimi commenti, no? Però cosa succede? Io appena vedo che c'è una notifica, il telefonino ha la notifica, tac, e vado dentro a vedere. E quindi oltre al discorso, attenzione perché questo è un altro punto ancora, oltre al discorso che facevamo prima sul dilazionarsi di questa azione nel tempo della giornata, c'è anche il fatto che se tu ti leggi tutte le notifiche, faccio un esempio, no? le notifiche di YouTube in un momento unico della giornata, impiegherai, butto a caso, 10 minuti a leggerle, ok? A leggere e a dare anche il mi piace, che il mi piace, quando io metto mi piace significa ho letto. Se non metto il mi piace vuol dire che o hai rotto le scatole o stai disturbando, insomma, ecco. E quindi accendi il telefono, tira giù la tendina alle notifiche, vai dentro l'app, trova il commento, spegni il telefono, rimettilo via, eccetera. Quindi tutte queste operazioni preliminari e post azione del leggere il messaggio e mettere il mi piace impiegano del tempo, non tantissimo ma del tempo. Quindi se tu fai così per 100 commenti, cioè 100 volte che fai così, cazzo quanto tempo buttato via, hai capito? Questa, ok, tu dici vabbè Singa, io non ho YouTube Creators, è un esempio. Facebook, cioè ti arriva una notifica di Facebook o ti arriva un messaggio WhatsApp, cioè difficile che se uno sta negando o gli sta andando a fuoco la casa ti manda un messaggio WhatsApp, hai capito? Quindi anche là, insomma, sarebbe da disattivare le notifiche. In molti telefonini si può, o comunque ti invito a provare questa app che o ti dà un tempo massimo per l'utilizzo di ogni singola app, oppure fa sì che dalle ore tot alle ore tot non ti arrivino notifiche. Bene Italia, io spero che questi 10 minuti così di video non ti abbiano rubato del tempo, anzi, oltre ad averti fatto compagnia, ti hanno insegnato una cosa nuova. Termine anche un po' strano da pesare sempre l'attenzione quando Singa non insegna le cose. In realtà non è che io devo insegnare agli altri, semplicemente io ho scoperto delle cose e dico agli altri, agli amici, perché per me qua Le Puntine del Mondo per fortuna è un bellissimo gruppetto, quindi anche se con molti non ci siamo mai conosciuti, li reputo comunque una sorta di amici, no? Quindi
dici all'amico: oh Areo, guarda cosa ho scoperto, guarda cosa ho trovato, no? Come quando ti trovi con gli amici che sei là magari che cazzeggi e ti viene fuori il discorso: guarda che ho trovato quest'app, no? Cioè, che ti insegno come funziona. Non c'è arroganza in questo, è semplicemente un gesto di condivisione. Bene Italia, alla prossima, mi raccomando, iscriviti se non ti sei iscritto, e soprattutto quando ti iscrivi c'è la campanellina a fianco al pulsante di iscrizione. Questo perché se tu non attivi la campanellina, quando escono i nuovi video di Singano tu non te ne accorgi, perché Singano ne manda fuori tanti e YouTube non te li fa vedere tutti ovviamente, no? E quindi magari c'è qualcosa in mezzo che ti interessa e tu ti perdi. Quindi attivando la campanellina almeno ti vedi i titoli e dopo decidi tu: sì, mi interessa vederlo, mi fa piacere vederlo, oppure no, salto via i prossimi. Sciobbialo! Eccolo! Vai Sigari!